scendere in pedana e misurarsi nella stagione indoor con alcuni fra i migliori pesisti. Questo in Veneto ha un nome e si chiama Trofeo Carla Sport Memorial Gamberini, classicissima del peso, giunta alla 22esima edizione. Anche nel 2012 il re è lui, Paolo Dal Soglio, che con 18,90 vince il trofeo e sigla la miglior prestazione italiana di questo primo scorcio di stagione. Semplicemente sono di schio, quindi mi ritrovo dopo qualche anno a partecipare qui al Carla Sport, c'ero sempre, ma come per gareggiare il primo anno dopo un po', perché d'inverno ho grosse difficoltà, ho avuto un problema al gomito, adesso sto meglio fisicamente, quindi provo a fare qualcosina prima degli italiani, altrimenti purtroppo non ci sono gare in altri stadi. Il Trofeo Carla Sport è un appuntamento ormai fisso della stagione invernale per quello che riguarda l'atletica leggera, in particolare il getto del peso. Anche in questa giornata abbiamo visto davvero delle prestazioni interessanti con atleti di livello nazionale, abbiamo visto dei giovani promettenti e interessanti, per cui noi siamo molto contenti che come amministrazione sia ospitata nel centro tecnico di Via Riboli questa manifestazione. Paolo Dal Soglio è scledense, come quest'impianto storico dedicato al getto del peso, giusto per ricordare che le strutture sono indispensabili per coltivare i talenti. È fuori dubbio che delle condizioni particolari per poter sviluppare la propria preparazione nel proprio ambiente dove si abita e in condizioni ottimali o comunque in buone condizioni favorisce anche lo sviluppo di una carriera che Paolo Dal Soglio ha avuto una eccezionale, e quindi aver avuto a disposizione questo impianto per tutti questi anni è stato sicuramente un punto di forza della sua preparazione e che gli ha consentito di arrivare dove è arrivato. Oltre a Dal Soglio, in luce l'atleta delle Fiamme Oro Andrea Caiaffa, che nel peso da 5 kg raggiunge i 17,19, primato regionale, categoria allievi. Qui ho lanciato il peso, ho fatto il personale 17,19 e le cose vanno abbastanza bene. Da un po' mi sto allenando più seriamente di prima e quest'anno si spera di vincere i campionati italiani sabato ad Ancona e poi vediamo col disco fuori cosa riusciamo a fare. Tecnicamente lancia molto bene, mi piace il gesto facile, quindi sicuramente un ottimo premessa per fare i risultati, poi chiaramente sta a lui tenere duro e allenarsi con sacrificio, però tecnicamente è veramente un bel gesto e penso che in attività giovanili è meglio avere un bel gesto che non essere piuttosto robusti o altro. È bello vedere gareggiare gli atleti dalle categorie, dai cadetti fino alle categorie assolute con i migliori ancora attualmente, i migliori anche se quarantenni, ma comunque i migliori atleti, i pesisti italiani, quindi una gara interessante che speriamo possa avere ancora un futuro. Fra gli junior a vincere Pietro Avancini di Scobolo dell'Atletica Vicentina, che nella stagione invernale si diletta anche con il getto del peso. Oggi cercavo di vincere questo meeting che ogni anno lo facciamo, ma soprattutto cercavo di migliorare la prestazione per il 19 che ci saranno i campionati italiani indoor di peso ad Ancona. Quindi cercavo una misura per un accredito un po' più alto. Non è riuscita, però comunque ho vinto il meeting, dai, è andata bene. Si chiude dunque l'edizione 2012 del Trofeo Carla Sport con la conferma Dal Soglio. Indicazioni positive giungono però anche dai più giovani pronti a raccogliere la sua eredità. Sarebbe ora, nel senso che a 42 anni quasi effettivamente io lancio per divertirmi, raccolgo i miei risultati e c'è giusto che ci sia un giusto ricambio e speriamo bene. Take me to a higher place.